prendo un po' di professoralità per spiegare che cos'è il PAT e cos'è il piano degli interventi, nel senso che nei documenti di cui parliamo c'è un continuo rapporto tra questi due strumenti di piano, e allora per capire cosa dicono e cosa fanno questi due strumenti di piano bisogna avere almeno un'idea di cosa sono. Il PAT, il piano degli interventi, e poi i piani attuativi sostituiscono quello che una volta si chiamava il piano regolatore comunale. Piano regolatore comunale inteso come documento che metro quadro per metro quadro da tutto il territorio comunale indicava le destinazioni d'uso, cosa si poteva fare, cosa non si poteva fare, le regole, cioè uno strumento molto dettagliato, molto preciso, molto diciamo così impegnativo da farsi, così impegnativo che in generale ci si metteva 10 anni a farlo, e nel momento in cui finalmente era arrivato in porto già cominciava a non essere più adeguato, perché intanto erano passati 10 anni, e quindi uno strumento che andava avanti a forza di varianti, e alla fine delle intenzioni iniziali di quel piano regolatore, che magari era stato anche condiviso, elaborato con la popolazione, restava ben poco. Quindi una riforma dell'urbanistica era necessaria, e il PAT e il piano degli interventi fanno parte di questa riforma. In cosa consiste la riforma? Nel cosiddetto spacchettamento, cioè nella divisione del piano regolatore in una serie di strumenti diversi, di cui il primo è il PAT. PAT vuol dire piano di assetto del territorio, ma con un significato strategico. Questo significato di strategico vuol dire che lo strumento urbanistico di cui stiamo parlando non fa le cose che faceva il piano regolatore prima, parla solo di strategie, di indirizzi, di scelte di lungo periodo, e soprattutto non indica destinazioni d'uso precise, non indica lì bisogna fare quella cosa, non perimetra aree che poi verranno realizzate nel modo in cui vengono perimetrate, dice soltanto i grandi indirizzi e rimanda al piano degli interventi di tradurre questi indirizzi in localizzazioni, in interventi, in regole di trasformazione. Questa è la legge, e quindi quando parliamo del PAT e del piano degli interventi dobbiamo tenere presente che questa è la legge. La mia personale impressione è che la legge dice sicuramente questo, ma nel definire quali sono le strategie si può essere molto più coraggiosi, molto più definiti, molto più responsabili di quanto non sia questo il PAT, che su moltissimi dei problemi rilevanti di Venezia, dei problemi aperti, dei problemi che probabilmente tutti conoscete e sono sul tavolo da molto tempo, rimanda, non dice, non esprime. Io credo che questo sia forse il senso più problematico di questo documento che abbiamo sotto mano. Io chiedo scusa all'assessore Miceli, che non c'è, ma ho fatto una sorta di dialogo tra me e lui, nel senso che le slide che vedete, quelle riquadrate in rosso, sono slide prese da una presentazione di Miceli del PAT, e quindi sono quello che l'amministrazione dice di sé, dice del documento di piano di cui stiamo parlando. E quindi cosa ci dice? Che le linee guida dello sviluppo territoriale sono la scala metropolitana, lo sviluppo senza consumo di suolo e la dotazione infrastrutturale. Mio commento, obiettivi del tutto condivisibili, perché no? Della città metropolitana abbiamo un bisogno straordinario, ne parliamo da 30 anni, io credo che bisogna cominciare a parlarne seriamente. Penso che aver
rispolverato l'antica visione della città metropolitana come patreve, Padova, Treviso, Venezia, sia un errore strategico mortale. Patreve non sarà mai un livello di governo unitario, un livello di governo capace di gestire i problemi di questo territorio con una testa sola. Sarà, se volete, un livello con cui negoziare, un livello con cui accordarsi, un livello con cui fare della governance, come si dice oggi, ma certamente non un livello di governo territoriale. Allora bisogna cominciare a smontare questa improbabile visione delle cose e a parlare seriamente di come governare al di là del confine del comune. Ho sentito una assolutamente condivisibile, diciamo così, invettiva contro una tendenza dei comuni, ognuno a fare gli affari propri. Ogni comune pensa di essere al centro del mondo, ogni comune sovrastima la propria crescita, ogni comune mette le sue aree industriali all'interno del suo perimetro, ogni comune pensa di, diciamo così, pensa solo al proprio interesse, e questa, diciamo così, miopia è quella che dissegna il territorio di interventi senza disegno, di quello che chiamiamo lo sprawl, il tutto dappertutto, quello che nel disegno così evidentemente disordinato della nostra area non funziona. Bene, io penso che il Comune di Venezia stia facendo esattamente questo. Non parla di area metropolitana, ma parla del Comune di Venezia e dimensiona il proprio PAT come se esistesse solo il Comune di Venezia, come se il rovesciamento, diciamo così, delle tendenze attuali, che sono quelle alla diminuzione della popolazione, alla perdita di risorse umane, potessero semplicemente, sovradimensionando la propria strategia, potessero essere automaticamente invertite. Sviluppo senza consumo di suolo. Non sarebbe meraviglioso? Sviluppo senza consumo di suolo è la parola d'ordine di mezza Europa in questo momento. Sviluppo senza consumo di suolo significa che ne abbiamo consumato troppo, consumo di suolo significa che quel suolo che abbiamo utilizzato non sarà più disponibile per null'altro che per quello che l'abbiamo utilizzato, non sarà più possibile coltivare, non sarà più possibile, l'abbiamo impermeabilizzato e reso sterile per sempre, consumato. Senza consumo di suolo vuol dire che dobbiamo costruire il nuovo su quello che mano a mano è diventato obsoleto, sulle aree che vanno riutilizzate, sulle aree che devono cambiare di destinazione d'uso.